La scorsa puntata si è parlato del Museo di San Gavino, abbiamo scoperto meglio questa città, ma oggi, caro Nando, oggi andiamo in gara, perché ci sono 9 metri che ci aspettano. Esattamente, andiamo in gara di fronte a 9 concorrenti, maître d'hôtel, tutti professionisti, ambasciatori del lavoro e del turismo, che si cimenteranno di fronte a una giuria di grandi esperti e competenti nel settore. E allora buon divertimento, parte la gara. Third Wish, Baby Bash, te quiero mucho. Son las 5 de la mañana y no he dormido nada. Just thinking about your beauty got me crazy in the head. El insomnio es mi castigo, tu amor es mi alivio. Until you're in my arms, girl, I can have no peace. It's 4 o'clock in the morning, I can't get no sleep. When I think about your beauty, yeah. Buongiorno a tutti e ben trovati al ristorante Santa Lucia di San Gavino, Monreale. In compagnia di Nando Curreli, addetto stampa della Mira, e di Paul De Santi, con l'ausilio della TV 5 Stelle, oggigiorno cerchiamo di entrare in tutte le case della Sardegna per far conoscere un grande evento storico perché sarà un evento che rimane nella storia di San Gavino, Monreale, nella storia della Sardegna, nella storia dello zafferano. Con noi è Francesco Sanna, io qui leggo funzionario ex Ersat, perché comunque poi è cambiata con la... Sì, è nata dall'agosto di quest'anno l'agenzia Laore, che è un'agenzia che si preoccupa dell'attuazione dei programmi in campo agricolo a livello regionale, che è un'agenzia che ha il compito principale di svolgere un'attività di assistenza tecnica a supporto delle aziende agricole in Sardegna. Quindi è una miglioria comunque anche questo cambiamento? Sì, a mio avviso è praticamente una miglioria, un miglioramento, perché l'agenzia, la Regione Sarda, ha attuato una riforma dove ha creato diverse agenzie, ognuna delle quali ha dei compiti ben definiti e precisi. Intanto lo ricordiamo, siamo sempre a San Gavino, lei tra l'altro quest'oggi ha fatto parte anche della giuria che doveva in qualche modo votare questi 9 metri che si sono messi in gioco con i loro piatti che naturalmente organizzati e vissuti insieme a un grande zafferano naturalmente di San Gavino. Sì, proprio un grande zafferano di Sardegna. Questa è la dicitura esatta della denominazione di origine protetta che la Sardegna dall'agosto di quest'anno ha ottenuto, anche se ancora in via transitoria, cioè valida solo sul territorio nazionale. Avere questa DOP significa avere un prodotto, perché di fatto lo zafferano sardo è un prodotto di altissima qualità, e questa iniziativa è un'iniziativa validissima che noi speriamo ce ne siano delle altre edizioni, perché il prodotto zafferano di altissima qualità è un prodotto che deve essere destinato a mercati capaci di riconoscere e remunerare adeguatamente quest'alta qualità, e senz'altro quello della ristorazione è un canale commerciale che riconosce questa qualità, e noi speriamo che tutti i metri che si sono cimentati nella preparazione di questi piatti vadano, perché questo è il modo migliore per conservare la coltivazione, conservare e sviluppare la coltivazione, quindi remunerare poi il grande lavoro, perché per produrre un grammo di zafferano è necessario tantissimo lavoro. Fiori, insomma, sì, tutto sì. il lavoro. Però io adesso parlo con i nostri telespettatori, perché uno dice sì, vabbè, io vado al supermercato, acquisto lo zafferano senza far nomi, quindi, ma c'è una differenza abnorme. Intanto ho imparato tante cose in questi giorni qui a San Gavino, perché ho imparato per esempio che lo zafferano se è in polvere vuol dire che insomma qualcosa non funziona, o perlomeno che non è poi quella grande qualità come fanno credere. La realtà è che lo zafferano, in questo caso lo zafferano di San Gavino, invece viene venduto e viene proposto con grande vigore, con tutte quelle che sono la professionalità intanto nella lavorazione, ma poi per il prodotto stesso. Sì, lo zafferano DOP di Sardegna è uno zafferano solo in fili, esclusivamente
direttamente in fili, perché sappiamo che lo zafferano in polvere si presta molto più facilmente a sofisticazioni e adulterazioni di ogni tipo, e quindi l'invito è a chi consuma e vuole consumare zafferano sardo, che è un prodotto che non si trova a livello di grande distribuzione, perché se ne produce pochissimo e non è un prodotto adatto ad essere commercializzato nella grande distribuzione, dove non viene apprezzata l'alta qualità delle produzioni. Ma lei parla di poca produzione, ma poca produzione, però poi siete i più grossi produttori a livello europeo, forse... No, la Sardegna è il più grosso produttore a livello nazionale. Nazionale, non europeo. Non europeo. A livello europeo i più grossi produttori sono i greci, seguiti poi dagli spagnoli, e poi l'Italia è il più grosso consumatore di zafferano in Europa. Questo sì. Però diciamo così, si consuma in gran parte zafferano che proviene dal più grosso produttore al mondo di zafferano, che è l'Iran, che commercializza agli spagnoli gran parte dello zafferano che produce, i quali lo lavorano e poi lo immettono nei mercati di tutto il mondo. Cambia il sapore tra uno zafferano e l'altro? Cambia notevolmente, c'è un'enorme differenza. Per esempio so che lo zafferano iraniano per esempio costa 3 euro al grammo. Cioè, credo che siano queste mentre invece lo zafferano nostro, quello sardo, costa praticamente 3 volte di più. Qual è la differenza? Questo lo diciamo naturalmente sempre per i consumatori, per i nostri telespettatori. Ecco, lo zafferano iraniano costa, ci sono prezzi di 250, cioè 0,25 euro al grammo al produttore. Questo è il prezzo che viene pagato. Uno zafferano sardo al produttore viene riconosciuto un prezzo che va dai 4 ai 5 euro. Questo è il prezzo al produttore, chiaramente. Ci sono delle differenze notevoli legate all'attenzione che si presta nella coltivazione. Qual è la differenza? Le differenze sono chiaramente si possono riscontrare nell'uso prevalente, che è poi quello culinario, e che lo zafferano sardo ha un maggiore contenuto di principi attivi, quindi riesce a conferire meglio in maggiore quantità ai piatti che si utilizza, il colore, l'aroma e il sapore che sono tipici dello zafferano, cioè richiede una minore quantità di zafferano rispetto a uno zafferano di pessima qualità. Alla fine si risparmia. Io ho visto oggi tanti metro d'hotel, tante lampade che vedete anche le immagini dove lo zafferano è padrone, lo zafferano è principe poi in questi piatti, che in qualche modo fanno la differenza. Vedete quanto poco se ne possa mettere per far sì che poi il gusto sia quello che stavamo dicendo poc'anzi. Ma dottor Sanna, ma il consiglio ai nostri telespettatori: se non trovassero lo zafferano nelle grandi produzioni, cosa possono fare per acquistarlo, comunque per assaggiare questa bontà incredibile che fa parte poi della nostra Sardegna? Sì, quello che possono fare è mettersi in contatto. Ci sono delle aziende che producono e commercializzano zafferano, e spesso lo si trova in negozi specializzati nella commercializzazione di prodotti tipici, oppure ponendosi in contatto direttamente con le aziende dei produttori. Ricordiamo che la DOP è stata riconosciuta, cioè la denominazione di origine protetta per lo zafferano di Sardegna, al prodotto che proviene, che è stato coltivato e lavorato nei territori di 3 comuni, che sono San Gavino, Turri e Villanuova Franca. Ecco, mettendosi in contatto con aziende che sono presenti in questi comuni è possibile avere dello zafferano sardo DOP. Bene. Bene, allora zafferano DOP, mi raccomando, scegliete i prodotti della nostra isola, questo è importantissimo. Se avete possibilità fate il mestiere dell'imprenditore, dei commercianti, esportatelo anche all'estero se vi fa piacere. Insomma, viva la Sardegna, viva i nostri prodotti. Grazie dottor Sanna, grazie arrivederci. a voi.